25 settembre 1988, era una domenica. Antonio Saetta, dopo aver festeggiato con la sua famiglia il battesimo del nipotino a Canicattì, stava ritornando a Palermo insieme a suo figlio Stefano. All'altezza di Grotta Rossa, sulla strada statale 640 Agrigento-Caltanissetta, il comando dei sicari mandati dalla mafia scaricò sui due oltre un centinaio di bossoli provenienti anche da una mitraglietta da guerra. Non hanno avuto scampo. L'omicidio, come è stato accertato dagli inquirenti, sarebbe stato deciso dalla cupola mafiosa presieduta da Totò Riina per punire il giudice, presidente della prima sezione della Corte d'Assisi d'Appello di Palermo, che aveva pesantemente condannato killer e mandanti di mafia e che era candidato a presiedere la Corte d'Appello del primo maxi processo alle cosche mafiosi del Palermitano. Per l'agguato mortale mosso al giudice Saetta e suo figlio sono stati condannati all'ergastolo con sentenza definitiva il boss Francesco Madonia palermitano e Pietro Ribisi di Palma di Montechiaro. 2 anni dopo, il 21 settembre del 90, ancora la mafia uccideva un altro giudice canicattinese, Rosario Livatino.